non è per la rosa. Attenzione a Minnone. Pitarresi trova Montevago, la rosa, Pitarresi! Il pareggio Tremme! Il numero 11 Pitarresi blocca questa partita complicatissima per i ragazzi di Mister Mosca. Pareggio. Ricordiamo pure il timer del palazzetto, del Palamura, che Nicatti ha avuto qualche problema, quindi adesso non sappiamo neanche quanto manca alla fine del primo tempo. Sappiamo che questo fallo commesso è il quinto ai danni di un giocatore del Canicattì e quindi palla in favore la squadra di casa, che batterà l'ultima punizione di questa parte di partita. Poi successivamente ci sarà, nell'eventualità dovesse arrivare un altro fallo, un tiro libero. Sistema barriera Tripoli. Parlano qui Martinez, il direttore di gara, il signor Saraceno, va in porta! Trova la rete il Città di Canicattì, qua imperfetta la barriera, un perfetto Minnone sul palo, ma grande, potente tiro di Martinez. Due a 1. Torna avanti la squadra di casa. Attenzione qua, Montevago si gira! Non c'è un attimo per fermarsi. Trova la rete di nuovo il Tremme. Lo fa con Montevago, di nuovo pari. Due a 2, incredibile. Batte adesso la squadra di casa. Risultanza di Martinez rabbiosa sul gol del 2-1 è durata letteralmente qualche secondo, perché nell'azione successiva Montevago buca Biasco e trova rete del pareggio. Attenzione qua ancora Montevago, può andare, fermato, e può andare dall'altra parte, quindi Foti, fermata a sua volta Pitarresi. Adesso la gara è viva, la gara è bella qui al Palamura. Manca sempre meno alla fine del primo tempo. Ricordiamo il parziale, Canicattì 2, Tremme 2, dopo il vantaggio iniziale della squadra di casa. Il pareggio di Pitarresi, subito dopo Martinez, la calcio di punizione, poi arriva un'altra rete, quella di Montevago, poco dopo. Pallone qua impreciso per Montevago, può scappare Foti, sempre il 20, c'è la rosa su di lui e poi l'ultimo tocco è del capitano del Trem. Tripoli ha provato a far finta di nulla, adesso c'è un calcio d'angolo pericoloso per i padroni di casa. Spunta Pitarresi che evita un altro approccio verso la porta di Mattia Martinez. Tutti fuori i ragazzi del Canicattì, non che ci sia questa distanza incredibile alla porta, va fuori però il tentativo di Foti. Minnone rischia di battere la Tucci in movimento, fatto sta che il pallone comunque gira a campo del Trem, si sposta adesso all'altra con Pitarresi. Montevago pensa al tiro, fa partire Murato e allora la rosa dall'altra parte del campo può aggredire Canicattì. Pitarresi poi
fermato Minnone, Pitarresi, 1, 2, 3 volte, poi Montevago, lo scambio sempre con Pitarresi, alto. Montevago, arriva il tiro poi di La Rosa, conclusione che va fuori, deviata dal muro biancorosso, calcio d'angolo, può battere Minnone anche verso la porta di Biasco, si appoggia a Montevago, colpito Cangemi che fa una parata provvidenziale e allora ancora palla per i palermitani. Pitarresi sul punto di battuta, scodella di Pitarresi, non si intende qui il numero 11 con La Rosa, come in avanti, esce proprio Pitarresi, ma attenzione al tiro, scoccato qui da Brancato, grande risposta di Tripoli che mantiene le mani ferme e para. Foti, ancora il 20, ma sul destro, un'altra volta Tripoli, mani sul volto per Foti, che poi va di nuovo in porta, stavolta però fuori misura, deviazione della Rosa finale, corner. Passa di nuovo Foti, stavolta non c'è deviazione, stavolta è sicuramente rimessa per Tripoli, anche se il pallone viene lanciato via. Biasco poi lo consegna al suo collega in campo. Ultimi secondi di questo primo tempo, può andare quindi La Rosa, va dalle parti di Montevago, tiro di La Rosa, fermato però da Biasco che si ritrova lì, poi rischia il dribbling, la ultima praticamente qui. Grande parata di Tripoli, ha provato Brancato, dribbling rischioso, tiro fulmineo, un'altra volta Super Tripoli. Si accende anche il Palamura. Tutti erano a vedere il futsal Canicattì impegnato contro il Castellana nella gara del girone dei tiri di Serie A2. Adesso arrivano qua al Palamura. Vedere il Città di Canicattì, qua colpisce il tetto Foti, rimessa in favore del 3M in fase d'attacco. Battuta, Pitarresi, voleva di nuovo Montevago al centro, ancora Pitarresi. Un'altra volta Mura, allontano Biasco, troppo lontano. La Rosa, Pitarresi, si gira, rischia qualcosa, poi si lamenta qui il componente della panchina padrone di casa. Giallo volato lì dalle parti della panchina canicattese. Amici, attenzione a lui, Carletto Amici sul punto di battuta. Amici, deviazione finale di un giocatore del Canicattì, doveva ripartire Martinez, braccato da 3 uomini, poi va in porta La Rosa, ma c'è un fallo precedente e questo fallo è importante perché è il sesto della frazione tiro libero. Foti prende il pallone ma non vuole guardare in faccia Tripoli, almeno per ora. Il fallo si è preso Mattia Martinez, sicuramente il migliore dei suoi fino a questo momento. 2-2, ma può cambiare il punteggio qui al Palamura. È Foti contro Tripoli.
Francesco Foti, miglior marcatore alla vigilia di questa sfida della stagione per ora difficile del Città di Canicattì. Tocca a lui trovare l'angolo giusto, tocca a Tripoli negargli la gioia del gol. Mancano pochi secondi alla fine di questo primo tempo. Fischia il duo arbitrale, può andare Foti, Tripoli e poi di nuovo Foti, viene contratto. Indovina l'angolo giusto Tripoli e pare il tiro libero. Grande prestazione di Peppe Tripoli fino a questo momento. Parti 2 gol, sono nati un po' sulle imperfezioni generali della difesa nero-verde. Comunque 3-4 parate degne di nota le ha fatte. Attenzione, se ne può andare Canicattì, non deve fare fallo qui la Rosa, lo sa, infatti spinge fuori l'esperienza Gangemi che poi si mette davanti per ritardare la battuta, non chiude però la linea di passaggio per Montevago. Poi qua grande cuore di Foti che vuole ovviamente riprendersi dopo l'errore. Attenzione poi qua al tiro di la Rosa, Tremme che sta aumentando il ritmo. Montevago appoggia Pitarresi, alto. Chiama uno schema Jasco, schema che però si chiude nelle mani di Tripoli. Con calma gioca il Trem. Amici, la Rosa, ancora Amici, va in porta! Carlo Amici, che gol ha fatto il numero 10, 1 è repertorio. 3-2 avanti il Trem per la prima volta oggi. Grande gol di Amici proprio sul gong del primo tempo. Finisce 3-2 per il Trem, ma c'è ancora tutta una seconda frazione da giocare perché il Città di Canicattì è più vivo che mai e sta facendo una grande prestazione di cuore all'interno del suo impianto qui al Palamura di Canicattì. E 2-3, a tra poco. Palermo Futsal Club e Altofonte, vittoria per il Rosanero con risultato di 4-2. Siamo qui con Giuseppe Calillo, salutiamo. Salve. Allora, una partita con 2 volti, forse un inizio non perfetto con il gol subito, poi la rimonta. Che partita è stata? Ma è stata una partita che, come già ci aspettavamo, come già ne avevamo parlato in settimana, era sicuramente dura perché il nostro avversario è un avversario di livello. Come noi, loro l'anno scorso hanno vinto la Serie D, l'altro girone, il girone opposto al nostro, quindi sapevamo che oggi sarebbe stata dura. Il gol a freddo può capitare, ci sta, perché comunque parliamo di un avversario di livello, ma sono contento della reazione dei compagni. Poi siamo riusciti a mettere in campo tutto il lavoro fatto durante la settimana e insomma ha fruttato. È difficile trovare un migliore in campo quest'oggi per la squadra rosanero, tanti hanno giocato una grande gara, in particolare però ci soffermiamo su Emanuele Fiorentino, un esordio perfetto perché era la sua prima gara dopo l'infortunio, doppietta. Che gara è stato che gara è stata per lui e soprattutto quanto serviva un giocatore così al Palermo? Beh, quando hai un giocatore come Manu nel roster fa sempre la differenza. Diciamo che Fiorentino non lo faccio conoscere io, è uno che pratica questo sport ad alto livello da anni e anni. Nonostante qualche acciacco fisico ha già fatto vedere tutte le sue capacità, tutto il suo potenziale e anzi ancora a margine di miglioramento. Oggi è stato fondamentale, ma come lo sono stati tutti i miei compagni che hanno dato dal primo al 60° minuto il 100%, questa è la forza di questa squadra, chi entra dà sempre il massimo e fa sempre la differenza. La prossima sfida invece è contro il Favignana. Tu che sei un grande esperto del calcio a 5, ti chiedo se li conosci e se ti aspetti qualcosa in particolare da loro. Non ho avuto modo di apprezzarli nel recente, li conosco da qualche annata passata, probabilmente saranno ormai cambiati. Sicuramente sarà una trasferta impegnativa anche perché ci sarà il viaggio di mezzo e quindi bisognerà ben dosare le risorse energetiche del gruppo. Però mi aspetto come questa e come tutte le altre una guerra e con a fianco i miei compagni mi sento di poter combattere con chiunque.
Qui con Peppe Tripoli. Giuseppe, una grandissima gara la tua, tu che sei under, quindi un fiore all'occhiello di questa società come il 3M, che oggi porta a casa 3 punti anche grazie alle tue parate. Sì, diciamo che ho messo il mio, però la squadra ha fatto il suo dovere, è stata grande dal primo all'ultimo minuto, non è uscita mai dal gioco. Io mi sono fatto trovare pronto nel momento in cui bisognava farsi trovare pronto e sono contento così onestamente. Una gara che è sempre sembrata in abbastanza controllo da parte dei tuoi, al tempo stesso comunque qualche intervento molto buono l'hai fatto, un Bagheria che non merita forse la posizione che ricopre in classifica, ma adesso già testa alla prossima. Sì, assolutamente, noi finiamo una partita, pensiamo subito alla prossima perché il nostro obiettivo lo sappiamo qual è, non dobbiamo mai mollare, sono fiducioso comunque di questa squadra che può arrivare molto lontano. Sapevamo che il Bagheria è un'ottima squadra, è normale che il primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, però posso dire che nella seconda parte della partita la mia squadra si è mossa bene, ha giocato un po' più a calcio. Certo, non è normale, l'episodio del rigore è nettissimo, ma anche noi abbiamo avuto l'occasione di questo errore, l'arbitro non l'ha visto, però va bene così, sono contento della mia squadra. La squadra andrà ancora a crescere, ancora qualcuno non è in condizioni fisiche perfette, però sono convinto che la squadra è un'ottima squadra e farà solo un bel campionato. E siamo sulla strada giusta, oggi sapevamo che il Bagheria era uno squadrone, ma ce la siamo giocata alla grande, domenica abbiamo il Valderice, cerchiamo di fare questi 3 punti e continuare per la nostra strada. Ecco. E noi cercavamo un attaccante, Scarpinato un uomo d'esperienza, uno che ci può dare una mano, ancora normale che non è in condizioni fisiche perfette, però se ci lavoriamo durante la scuola del campionato ci può dare una grande mano. Qualche ragazzo ha qualche problema di lavoro come di Spezio, anche Maniscalco, Lima che lavora, purtroppo dobbiamo stare alle loro condizioni, però la squadra c'è, sicuramente convoco qualche ragazzo dell'Under 18 che merita, però sono contento di quelli che ho. Nicosia ritorna, è a disposizione della squadra, oggi posso dire che la squadra ha retto bene il campo e poi domenica vediamo se è in condizioni fisiche per giocare. Ecco. Stiamo quasi per riprendere qui dal Palamura di Canicattì, 2-3 il punteggio al termine di una prima frazione abbastanza equilibrata e piena di capovolgimenti di fronte. Difficile il primo impatto per il 3M con questo campo davvero piccolo, soprattutto nel parquet di un Palamura gremito di anime biancorosse che stanno dando il loro contributo manforte a Città di Canicattì, che non sta dando tanto spazio a una classifica che li vede ultimi con 4 partite su 5 giocate. Ricordiamo l'ultima settimana hanno avuto una pausa forzata a causa del rinvio della sfida contro il San Vito Lo Capo, per via di importanti acquazioni che sono arrivati nel Trapanese nel corso dell'ultimo fine settimana. Canicattì quindi recupererà, data da destinarsi la partita contro il San Vito, il 3M che comunque non vuole farsi impetuosire. C'è una statistica che comunque spaventa un pochettino i sostenitori neroverdi, ovvero che il 3M non ha ancora perso quest'anno, sì, ma al tempo stesso non ha ancora vinto in trasferta in campionato, avendo collezionato 2 pareggi, uno contro l'Akragas, in uno di quelli considerati gli scontri diretti di questo campionato, e l'altro in un altro scontro diretto contro l'Athletic Club Palermo. Oggi forse la partita è più abbordabile, ma neanche tanto, perché alla fine il Canicattì sta dando il meglio di sé. E adesso fischiano i 2 arbitri di oggi, il signor Gibbone e il signor Saraceno, il primo della sezione di Trapani, il secondo di quella di Siracusa, e adesso proprio per questo motivo è iniziato il secondo tempo, resettato il tabellone del Palamura per fortuna, quindi speriamo che possa durare nel corso di questa ripresa in modo tale da capire a che punto ci troviamo. Abbiamo avuto problemi nel primo tempo per via di qualche guasto proprio al tabellone del palazzetto di Canicattì.
Foti, ancora Foti, le giocate del numero 20 fermato dalla Rosa. La palla torna ad essere del Città di Canicattì. Francesco Foti un po' in sordina, attenzione a Pitarresi che apre le parti la Rosa, l'idea non era male, anticipa tutti dall'altra parte del campo Brancato, e allora attenzione, palla per la Rosa, va alle parti di Montevago che buco un'altra volta il portiere avversario e doppietta per il numero 9, 4-2-3. Si aggiorna il punteggio quando sono passati solamente 46 secondi all'inizio della ripresa. Montevago, che ha questo feeling con i gol poco dopo un calcio d'inizio, aveva fatto dopo il 2-1 momentaneo del Canicattì, trovando subito l'angolo giusto per beffare Biasco. Lo fa di nuovo, attenzione a Montevago, il tacco qua forse un po' troppo altruista, il numero 9 sta attento qua Pitarresi, atterrato il 21 Brancato per il signor Saraceno. Questo è combinabile come fallo di Pitarresi e quindi 4-2 il punteggio, 1-0 per i falli per quanto riguarda il Canicattì. E poi qua trova giocato Foti, in HD lo stiamo vedendo, a centimetri dal dove si sta svolgendo l'azione. Per quanto è piccolo l'impianto canicattese, lo stesso dove il Città di Canicattì l'anno scorso a suon di gol stava sognando la promozione in C2, l'ha ottenuta dalla C2 alla C1 tramite ripescaggio. Pensiamo a Montevago che prova a girarsi, spunta la Rosa e poi un grande riflesso qui di Biasco che toglie anche il pallone dalla possibilità di rientro all'interno dello specchio che sta difendendo, e poi spunta Montevago. Biasco con una parata clamorosa dice di no, e attenzione all'altra parte del campo, il tiro deviazione e poi Tripoli risponde a suo modo alle grandi parate del suo collega, ma attenzione perché spunta ancora una volta Brancato da terra, non può giocare questo pallone, palla per il 3M, stoppato Martinez da Tripoli, stoppato poco prima Montevago da una possibile tripletta dall'altro portiere in campo, ovvero il numero 16 Biasco, che sta svolgendo una grande gara nonostante i gol subiti, nonostante forse il secondo sia un po' colpa sua perché se lo prende del suo palo, ma comunque è davvero un bolide quello che ha tirato Montevago, affaticato. La Rosa, deviazione di Foti, la palla sarà ancora per il 3M che può gestirla con particolare calma. Devono poi pulire da parte adesso adibita agli uomini in panchina del 3M gli ordini di mister Mosca, che è sempre apparso serafico oggi, un po' più accesa la panchina del Canicattì dove mister Di Leo non è presente. Adesso proprio per pulire il parquet arriva Foti con una tattica particolare, quella di mettersi lo straccio sotto le suole. 2-4, appena si riprenderà mancheranno 18 minuti e 2 secondi alla fine della partita, ovviamente tutti di gioco. Battuto il pallone qui dalla Rosa, allontano Tripoli, lo stop di Calvaruso favorisce però il recupero palla del Città di Canicattì e viene chiamato il quinto. Si muove quindi anche Biasco rischiando qualcosa perché Calvaruso era in pressione molto alta sul Gangemi. Ancora esce 3M ma ritorna sul pallone Martinez, spinto da Montevago, non c'è niente per il direttore di gara,
Allora ancora gli scambi. Il tiro affaticato deviato la fa sua. Biasco anche in presa alta. Martinez, tunnel. Arrisca comunque Martinez. Riprende palla il Trem. Quando è la Rosa, fermato. Sempre Serafis, il capitano del Trem, sta comandando i suoi con particolare calma. La Rosa che qua ha avuto anni importanti nella sua carriera a Atletico Canicattì. Attenzione a Amici che ha portato proprio allo scadere del primo tempo avanti il Trem con un bolide dei suoi. Montevago, Amici, la Rosa, faticato, Montevago, gira, quindi il pallone del Trem, il tiro di Martinez, Tripoli, chiude lo specchio, se la ritrova lì. Attenzione ancora a Montevago, Amici, affaticato, non gira affaticato, va direttamente al tiro, non è neanche una brutta idea. La Rosa sul pallone, ma rimessa in favore di Biasco. Atterrato qui Martinez con fallo da Montevago, che forse poteva anche evitare questo intervento. È il secondo commesso da Trem in questa frazione. Ne ha già commessi 6 nella prima, concedendo un tiro libero parato da Tripoli. Attenzione a Foti, deviazione decisiva, ma è ancora palla Canicattì, ancora palla per il biancorossi. Al centro Tripoli, Montevago se ne va, mantiene il pallone in campo, riesce anche a aprire affaticato che va provato qui la conclusione, fermato anche lui. Montevago va al tiro, Biasco stavolta lo prende. Foti il pallone e viene stoppato da Gangemi, contratto senza fallo e poi spunta Martinez che potrebbe lasciarla lì, tanta confusione, ne esce Foti che non va al tiro, anche lui bloccato, prova la giocata, grande azione personale di Foti che riscatta l'errore al tiro libero, trova il 3-4. Quando mancano 16 minuti alla fine, prova il tiro subito qui la Rosa, fermato. Canicattì che ci crede, deviazione qui di Baucina, il tentativo di Sebastiano Foti, fischia però il signor Saraceno. C'è un problema perché non è rimessa a calcio d'angolo. Va allora Foti, Martinez, fa il tiro Martinez, sono tutti saliti in piedi i tifosi di casa sul sinistro velenosissimo di Mattia Martinez. La Rosa, fermato, rimesso. Baucina, va affaticato, pensa anche al tiro, aspetta però. La Rosa, pallone al centro e c'è Calvaruso. Baucina aspetta, affaticato al toro. Rimessa per Biasco. Allontano Biasco troppo. Un tran che abbiamo visto spesso nel corso della prima frazione a cercare i centimetri di Martinez. Affaticato. Baucina. La Rosa aspetta e va. Ancora Baucina, la Rosa, Calvaruso ritorna a prendersi il pallone. La Rosa, Baucina, strattonata la maglietta
attenzione alla Rosa, ancora con il giro palla 3, prova a spezzarla, affaticato con un tiro, ma attenzione a Calvaruso, ancora raffaticato, la Rosa, da sul destro, ritorna, poi si sposta da 6, affaticato, deviazione, la Rosa, l'ultimo tocco è il 13. Ha rischiato qui il Canicattì, bravo Martinez, è coraggioso a imporsi la conclusione tentata da La Rosa. Tripoli, la fa sua. Poi ancora Leandro La Rosa. Baucina è solo, la para praticamente qui. Foti continua questo duello a distanza tra il 14 e il 20 biancorosso. Attenzione alla Rosa, ma sul destro apre affaticato che ritorna la Baucina, gira palla il Tremme con velocità, a pochi tocchi, ancora la Rosa, ma sul destro fermato prima che potesse farlo la Foti, ma ritorna il pallone da lui al centro, incredibile Calvaruso, ancora la Rosa dalle parti di affaticato deviato. Cosa si è mangiato lì Calvaruso, gli è rimasto indietro il pallone. Adesso palla per il Trem, affaticato, Baucina, ancora lui, fuori, buona deviazione che non c'è. Allora Biasco aspetta il numero 16, poi va dalle parti di Martinez, lo prova a girarsi, ce la fa Martinez ma viene fermato subito dopo. E attenzione allora ancora a questi tanti rilanci, rimbalzi, controlli mancati, una partita ruvida, rude, e si capisce, si vede quando ci sono tutti questi piccoli dettagli che vengono a mancare nella pulizia del gioco di entrambe le squadre. La Rosa, Calvaruso, ancora Calvaruso, va da Baucina, fermato in maniera provvidenziale qui da Sebastiano Fo, da Calvaruso, la Rosa affaticato, Baucina affaticato, ancora per il capitano, la Rosa va sul destro, aspetta sempre un appoggio che poteva arrivare, poteva essere Calvaruso, ma è impreciso il pallone. Rimessa per il Città di Canicattì, prova a giocare più avanti Biasco, rischia comunque, formazione biancorossa, un rilancio in avanti, ancora con Gangemi. Attenzione a questa parabola che poteva addirittura entrare in porta, poi c'è un fallo di Foti ai danni della Rosa. Il signor Saraceno ha proprio mimato cosa è successo, ovvero una spinta al numero 20. La Rosa per Calvaruso, ma sul destro, ancora Calvaruso, aspetta, ritorna, c'è affaticato, la para Biasco, una grande parata, fra un grande intervento, calcio d'angolo, la Rosa, ancora lui, aspetta, viene contratto prima di andare al tiro che poi parte, buona deviazione che non c'è. Basso il braccio di Bono, allora rimessa per il Canicattì che va lontano, attenzione a Martinez, Tripoli indietreggia e fa sua, addirittura bloccando, attenzione a Calvaruso, prova ad andarsene, trova Ricotta, fallo qui su Ricotta, ingenuo Carlo Brancato, si arrabbia Foti. Secondo fallo commesso dal Canicattì nel corso di questa ripresa. Appena batterà la Rosa mancheranno 12 minuti e 7 secondi alla fine della partita. Si aspetta
Va, la Rosa, colpisce la barriera e solo di Calvaruso. Tutto troppo facile per Calvaruso. 5-3. Consolato Foti. Effettivamente la sfortuna sta sfavorendo il Canicattì. Il pallone capitombolato perfetto per Calvaruso che stoppa, ancora lui, Calvaruso, deviazione e calcio d'angolo. Si accende il bomber, il capocannoniere dell'ultima stagione di Serie C1 per quanto riguarda il girone A. La Rosa ha faticato, controlla, va al centro, colpisce Biasco che ha difeso il suo palo, calcio d'angolo. Poi Ricotta, ancora affaticato che smorza il pallone, spunta, la Rosa ha faticato. Ricotta difende il possesso, in di lui l'ultimo tocco è del 27, palla per i padroni di casa. Esce momentaneamente Foti, entra al suo posto Dario Caica, capitano, bandiera del Canicattì. Affaticato Biasco, mette il pallone un'altra volta in calcio d'angolo, grande prestazione comunque del portiere biancorosso. Affaticato, ancora lui, se ne va, affaticato 2 volte e Biasco poi colpito lì dove fa più male, chiede un attimo di pausa. Uno dei principali rischi se fai il portiere è sicuramente questo. Calcio d'angolo, va affaticato, altra deviazione sul suo tiro, pallone che addirittura si blocca lì dove è stata apposta l'apparecchiatura per il campo da basket. Canicattì che ha anche un'ottima cultura cestistica, al Palamura, tante grandi partite giocate dalla squadra del paese. Attenzione qua a Calvaruso, ha provato a girarsi, adesso sembra un po' più in fiducia Calvaruso. Va a terra per Ricotta, non c'è niente per il signor Saraceno. Affaticato Calvaruso, vai e pallone Calvaruso, il rimpallo però lo favorisce e allora la Rosa. Attenzione ancora Calvaruso, non è che esce, c'è una deviazione, calcio d'angolo. Si sta battendo l'uragano Calvaruso sul Canicattì, poi affaticato. Numero 6 segna il gol numero 6 con un bellissimo colpo che trafigge Biasco 3-6. Dieci minuti e 5 secondi alla fine della gara. Terzo fallo commesso dal Trem in questa seconda frazione, dove vede i ragazzi nero-verdi avere la meglio. Sicuramente fa il valore tecnico della squadra, sicuramente fa anche il valore numerico, ricordando che il Città di Canicattì oggi si è presentato con 8 uomini in distinta e uno di questi è il secondo portiere Giuseppe Tavella, quindi togliendo anche Biasco sono solamente 6 uomini di movimento per 4 posti da utilizzare. Va al tiro, poi il gol di Martinez, un fulmine che riapre la gara. Si arrabbia Tripoli perché è stato troppo passivo l'atteggiamento della barriera,
Martinez lo trafigge di nuovo su calcio di punizione, uno dei migliori nel Canicattì nel primo tempo, si è un po' spento nel secondo, ma chissà, magari questo gol può dargli fiducia. E qua atterrato la rosa, si lamenta la panchina padrone di casa, il fallo commesso da Foti, e dice di sì, ammette la colpa. Affaticato ancora verso Ricotta, affaticato, la rosa, sbaglia, Foti, Tripoli, la parata, grande risposta un'altra volta, esce il Tremme, può andare la rosa, al centro, ancora dove c'è Ricotta, lo scambio non si chiude, e attenzione al Canicattì adesso, da una parte all'altra, non c'è spazio per prendersi neanche una piccola pausa. In realtà adesso c'è, perché c'è un time out chiamato dalla panchina di mister Di Leo, dove l'allenatore comunque non è presente oggi. 4-6, bella gara tra Città di Canicattì e 3M, a tra poco. Si ritorna in campo, 4-6 il punteggio, mancano 9 minuti e 15 secondi di gioco ovviamente alla fine della gara. Canicattì che vuole evitare la quinta sconfitta stagionale su 5 partite disputate in campionato. 3M qua deve difendersi sulla avanzata di Gangen, che vuole invece trovare la prima vittoria in esterna in questo campionato di Serie C1. C'è da dire che 2 partite avute proprio fuori sono stati 2 scontri diretti contro Acregas Atletico, e averle vinte fuori appunto sarebbe stato un grande bonus, ma il pareggio in questi casi si dice che è come una vittoria. Oggi il pronostico e soprattutto i valori in campo ci suggeriscono ovviamente che la squadra neroverde è favorita, e qua Ricotta dimostra il perché. Questi spunti che ha il numero 27 sono propri anche di tante altre importanti risorse che ha mister Mosca in panchina. Giallo per Foti per via di questo dribbling subito da parte di Ricotta, che poi è stato steso da Foti, autore di un bel gol, ma che avrà forse sulla coscienza quel tiro libero mancato. E a proposito di tiri liberi, il Canicattì commette il quarto fallo della sua frazione, ne avrà adesso a disposizione solamente uno prima di concedere un tiro libero al 3M, che ha giocatori esperti come Amici. Pensa al tiro qua proprio di Montevago da calcio di punizione, risposta ottima di Biasco, passeggia davanti a noi la Rosa, che adesso riceve palla. Ricotta lo scambia ancora con Montevago, se ne va Ricotta, fermato, e poi palla che arriva affaticato, che ritorna sul pallone. Foti deve stare attento perché ha ammonito, ha fatto poco fa una scivolata clamorosa e poteva però portare a un altro intervento disciplinare. Affaticato Ricotta, ancora Montevago dietro, il pallone arriva dalle parti la Rosa, tutta la calma del mondo trova Montevago, e poi Scodella sempre per la Rosa, ha rampionato 3, 4, 5 volte il pallone da Foti, alla fine l'ultimo tocco è di la Rosa, va lontano Biasco a cercare Martinez, palla che esce fuori. Attenzione qua a Montevago, fermato il numero 9,
affaticato, rischia il numero 6, Tunneli affaticato, ma poi riprende palla subito Foti, Tripoli, allora ancora affaticato verso la Rosa, strattonato la Rosa, comunque sfera Tremme con Montevago che se ne va, Montevago verso Ricotta al centro, non c'è nessuno, e poi ancora Foti, se ne va Sebastiano Foti e torna dietro dove c'è Martinez, Gangemi, ancora Foti, da un Foti all'altro, da Sebastiano a Francesco, palla per Gangemi, prova a cercare un buco, il Canicattì rischia qui il 20, Ricotta perde il mismatch fisico con il suo marcatore e sta per fare un errore lì da ultimo uomo di movimento, Tripoli poi, non preciso, affaticato, anticipato, Martinez va al liscio, Martinez, ancora una volta Ricotta, fallo di Foti che è anche ammonito e rischia, e soprattutto è il quinto fallo commesso dal Città di Canicattì in questa seconda frazione. Questo ci suggerisce che d'ora in poi ogni intervento, ovviamente dai dettami fallosi della squadra di casa, sarà punito con un tiro libero. Ultima punizione della gara quindi per il Trem, la sprega così però affaticato, alla Foti verso Martinez, ancora il numero 17 che voleva la deviazione, così come tutto il Palamura, ma in realtà è rimessa dal fondo, è affaticato, va alle parti di Montevago e si gira al centro, è ripreso da Biasco, affaticato ancora Montevago, si gira perfettamente, affaticato al centro per Ricotta, ha rischiato qui Canicattì, ma c'è da segnalare l'intervento clamoroso di Biasco un'altra volta, super prestazione del portiere padrone di casa. Montevago a battere, c'era affaticato solo, ma Martinez lo capisce, legge la linea di passaggio. Foti va lontano, affaticato per controllarlo, spunta Ricotta, a terra Foti, ferma il gioco il signor Saraceno, ma è per controllare le condizioni di Francesco Foti. Non ha combinato un fallo, mi sembra, anche perché ha indicato proprio il volto, visto che il numero 20 ha subito un colpo in quella parte. Vediamo se sarà calcio di punizione oppure se è semplicemente palla scodellata. 5 minuti e 33 secondi al termine della gara qui al Palamura, il Trem è in vantaggio di 2, 4-6, la palla come vedete sarà scodellata. Avevamo visto giusto con il signor Saraceno proprio davanti a noi, che ha proprio emulato quello che aveva visto, quello che stava succedendo. Pitarrese, la Rosa, può correre la Rosa, cerca la giocata, il numero 13, tanto come un suo qui a Canicattì, ha colto quasi come se fosse una start, oggi però ancora a secco, vediamo che si sblocca in questa azione. Montevago pensa al tiro, si era un po' allungato il pallone, è arrivato lì, ha provato ad andare in porta, poi Mister Mosca ci ha deliziato con un colpo alla Ronaldinho che però non gli è riuscito. La Rosa senza poi ripreso il tiro qui del numero 9 Sebastiano Foti, l'altro numero 9 Montevago evita che il pallone rimesso in mezzo dal suo pari numero avversario potesse andare da Gangemi o da Martinez. Ancora Sebastiano Foti dove c'è Martinez, fermato all'11, Gangemi
Martinez, controllo difficile e riprende palla subito il Trem, Ricotta, La Rosa fermato, che poi potrebbe anche pulire questo pallone, ma c'è sempre un super Martinez, non c'è niente su questo intervento tra La Rosa e proprio Martinez. Anticipato Gangemi, commette fallo, tiro libero. Quattro minuti e 18 secondi alla fine della partita. Il signor Pipone guarda chiaro e tondo il dischetto più lontano, quello del tiro libero, e guardate chi è entrato. L'avevo proprio accennato poco fa. Se c'è un calcio piazzato del genere in campo entra sempre Carletto Amici, che con quel bolide fantastico a fine primo tempo forse ha cambiato la gara, l'ha resa più facile per il Trem. Va Amici! Traversa scheggiata, ma il pallone esce. Deve tirare a freddo, perché non stava giocando. Amici, non è mai la cosa più consigliata da fare. Tripoli prende palla e va lontano a cercare La Rosa, e controllo di La Rosa al centro, trova Ricotta. 7-4, dedica alla videocamera. 7-4. Rilancio di Tripoli, controllo la cineteca di La Rosa, che mette in porta Ricotta. Doveva solo accarezzare questo pallone per renderlo gol. 4 alla fine. 4 sono anche i gol del Canicattì, ma 7 sono quelli che ha subito dal Trem. Canicattì che è qui al Palamura ha perso 2 gare, una 7-0 nettamente contro Atletico Monreale, una invece di poco, di misura, 5-4 in favore della Vigor. Attenzione qua al tiro di La Rosa, Biasco la prende. Oggi ha lottato, poi Montevago palo, non riesce a trovare la tripletta Montevago, ma attenzione a Poti fermato, Pitarresi, La Rosa, Pitarresi fa muro ed è illegale questa giocata provata da Pitarresi. Lo vediamo spesso nel basket, nel calcio diciamo che comunque è meno rara. Nello sport con la palla a spicchi, nel calcio è una cosa più inusuale, anche se il calcio a 5 molti lo reputano come se fosse un'unione tra calcio e basket, più che per le regole che sono quelle del calcio, a parte qualche eccezione, proprio per il tipo di schema, di tattica messa in atto. Attenzione alla Rosa, tiro fuori. Ci siamo persi un po' in chiacchiere, anche perché la gara ormai è quella che è. Mancano 2 minuti e 44 alla fine. La uscita Tripoli, che pensa anche alla conclusione, scivola Tripoli, poi spunta La Rosa. Adesso la gara perde molto senso. Canicattì che comunque deve ripartire da questa ottima prestazione, almeno nel primo tempo. Poi il gol di Montevago nella ripresa proprio all'inizio, dopo 40 secondi, ha un po' spezzato le gambe alla formazione di casa, e comunque non ha mai abbandonato il campo con la testa. Fallo qui nel frattempo su Montevago. Brancato sa di aver commesso ingenuità, giallo per lui, altro tiro libero, è rimasto a terra Montevago. Stavolta non rientra, Amici, sarà Pitarresi a battere, ma Montevago è rimasto a terra dolorante, l'avevo già accennato. Viene chiamato il massaggiatore ufficiale della formazione palermitana di Campo San Pietro. Si rialza ora Montevago, non c'è bisogno dell'ausilio di ghiaccio o quant'altro.
c'è un cambio, entra Minnone al suo posto. E allora concentriamoci su quest'altro tiro libero, settimo fallo commesso dal Città di Canicattì nel corso di questa ripresa. Mancheranno poi, quando batterà Pitarresi, 130 secondi alla fine. Il primo gol del 3M oggi è stato suo, per mettere a referto una doppietta. La prima alza poi neroverde, deve andare in porta Pitarresi. Biasco un'altra volta respinge e fa benissimo. Poi ha tirato qui Foti. Si lamenta Foti per questo colpo subito da Minnone per il signor Saraceno, era involontario e quindi si può continuare. Ancora Minnone, ancora La Rosa, chiama palla Tripoli, la palla è per lui mentre si perde tempo. Biasco, Foti, lontano Foti a cercare Martinez, ottimo controllo del 17 e poi viene colpito, non c'è niente. La Rosa continua le giocate di suola su di lui, Dario Caico. La Rosa, Terresi, Minnone, Ricotta, come per Minnone che lo tiene in campo, bravo qui il 28. La Rosa ancora per Ricotta che insiste sulla sinistra, ritorna al centro e poi il pallone che schizza dalle gambe di Pitarresi arriva a Biasco che manda lontano. Foti però viene anticipato un'altra volta da Ricotta. Mancano 57 secondi alla fine. Come dicevo, Città di Canicattì che deve ripartire dalla prestazione, non sarà facile, non è ovviamente mai semplice, ma ora c'è una settimana di pausa, c'è la Coppa per il 3M, il derby contro il Palermo. I ragazzi in maglia nero-verde ripartono al 2-1 dell'andata, devono conservare questo vantaggio per passare al prossimo turno, e significa già quarti di finale e la possibilità di vedere più vicine le Final Four della parte regionale della Coppa Italia di categoria. Nel tempo a Foti, Murato, 3M che si sblocca, quindi oggi trova la vittoria numero 3 del suo campionato, numero 4 pardon, del suo campionato, la prima però in trasferta. Tiene palla ora il Canicattì, sa che ormai trovare soluzioni è difficilissimo, si schiera bene la difesa del 3M, messa un po' in difficoltà soprattutto all'inizio, poi appena ha preso le misure ci è sembrato qua grandissimo Tripoli su Foti, sconsolato il numero 20, grande gara la sua, chiama palla, è solissimo ancora Foti che va sul sinistro, palo e poi Tripoli si ritrova lì e manda lontano, dove c'è Biasco che cede l'ultimo pallone della gara. Triplice fischio del 2 arbitrale, il Città di Canicattì cede il passo per la quinta volta in stagione, il 3M vince invece per la prima volta in campionato fuori dalle mura amiche del Pala Don Bosco. È comunque un'ottima prestazione da parte di entrambe le squadre. Il 3M, non abituato a un campo così piccolo, ha dovuto prendere le misure e poi però ha regolato il Città di Canicattì che si è reso protagonista di una grande prova. Ricordiamo un po' la cronaca del match. Il primo tempo era finito 2-3, ma era andato per 2 volte in vantaggio il team di casa, prima con Martinez, dopo pareggiato dal gol di Pitarresi, con il 3M che sembrava aver ripreso la partita in mano, poi di nuovo Martinez da calcio di punizione, poi sul finale di primo tempo 1-2 del club nero-verde, prima con Montevago a secondi dal gol del secondo vantaggio canicattese e poi con Amici a pochi secondi alla fine del primo tempo. Pronti via con la ripresa, gol subito di Montevago, 4-2, poi accorcia le distanze Martinez, lo vedete lì sconsolato il 17, uno dei migliori della formazione biancorossa, 3-4, poi però esce fuori il 3M che trova altre 3 reti
con il buon Ricotta, Calvaruso, bravo, abile a gestire un pallone che era schizzato in area di rigore, gol davvero bomber. E poi l'ultima rete della serata è stata segnata da Affaticato, anzi la sesta rete è stata segnata da Affaticato, che ha fatto un grande tiro che si è concluso alle spalle di Biasco, comunque uno dei migliori del Canicattì. Noi quindi vi ricordiamo appunto gli appuntamenti la settimana prossima per il 3M, che giocherà contro il Palermo Calcio 5 nel ritorno della gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria. Canicattì che osserverà invece una settimana di riposo in attesa di capire quando recuperare la gara con il San Vito Cup. Noi invece vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche oggi. Vi ricordiamo gli appuntamenti di domani. Qua su Sportissimi c'è l'eccellenza, che ovviamente vi invitiamo a gustarvi al massimo delle vostre possibilità. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima con lo spettacolo del Calcio a 5.